Tua radio. «2024, un nuovo capitolo della nostra storia. Una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti. Una radio ancora più aperta, perché si lavora per crescere e migliorare. Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. 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 Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
Non restare chiuso qui, pensiero. L'anno era il 1971 quando i Pooh composero questa canzone, ed è una canzone che, come poi ha raccontato lo stesso Facchinetti, narra le vicende di un carcerato. Dice: non abbiamo potuto scrivere esplicitamente nel testo che si trattasse di un carcerato, perché altrimenti ci avrebbero accusato di aver fatto una canzone a favore dei terroristi e dei brigatisti, ma è una canzone appunto che trae spunto dall'idea di chi è carcerato e dal carcere lancia questo pensiero: quella notte giù in città non c'era un carcerato innocente. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, speciale Erba. Ecco perché abbiamo cominciato con Pensiero dei Pooh. Questa puntata si occuperà della strage di Erba, in particolare della revisione del processo a Olindo Romano e Rosa Bazzi. Revisione che è stata decisa ieri appunto dall'appello in quel di Brescia, e revisione che naturalmente, come sempre accade in un paese provinciale come questo, sta spaccando come al solito le tifoserie tra colpevolisti e innocentisti. L'idea che si possa invece ragionare del diritto come una scienza non sfiora assolutamente nessuno. L'idea cioè che in questo paese esista un congegno giuridico che permette di valutare l'eventuale esistenza di prove nuove, non una rilettura di quello che già si sa, ma l'esistenza di prove nuove, una nuova valutazione dei fatti e di conseguenza un nuovo giudizio. Questo, che mi sembra principio di estrema civiltà giuridica, viene retrocesso a tanto vedrai che li condannano di nuovo, tanto vedrai che li assolvono. Ecco, siccome vorremmo parlare invece di questa vicenda facendo informazione, questa sera io ho il piacere di avere con noi, e già l'avete ascoltata stamattina in onda oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, questa sera ho con me Paola D'Amico, che non è nelle vesti dell'amica degli animali, ma è nelle vesti di cronista di Nera, in questo caso, che ha seguito il processo per la strage di Erba. Buonasera a sua soavità Paola D'Amico. Ciao Paola. Ciao Antonino, ben ritrovati tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Sì, io in realtà preciso, al Corriere non ero cronista di Nera, ma siccome mi sono fatta per mia passione anche in un momento un po' di crisi per il mestiere che faccio, volevo ritrovare il gusto di cercare le fonti, di leggere nelle carte. Mi si era un po' perso, cioè dopo una certa età, passano gli anni, il lavoro diventa un po' standardizzato, magari toglie in pochi stimoli. Mi ero iscritto a un corso di criminologia, un master, e alla fine mi è capitato di dover fare la tesi su questo tema, per cui non avevo seguito la vicenda come cronista, ma poi ho seguito il processo d'appello perché stavo preparando la tesi, e come tesi mi è noto quello, il tema, insomma, la strage di Erba, la revisione della scena del crimine a pista fredda, cioè quelle che si chiamano cold case, no? Prendi le carte, riapri le scatole di un processo, abbiamo visto tante belle puntate di serie americane, e rivedi tutto quello che è successo e cerchi di capire se ci sono dei punti che sono oscuri. Allora quasi nessuno mise il dubbio durante il processo in prima, che battuta mise in dubbio qualcosa. I dubbi nacquero durante il processo, poi si cambiò infatti avvocato, ci fu un avvocato che si prese cura di loro pro bono e poi morì, e incaricò gli attuali avvocati di seguire il caso di Rosolindo. Ma i primi dubbi, forse ve lo ricordate, o forse non si è interessato molto a questo concetto, mi ebbero il prete che andava in carcere durante la detenzione, durante il primo processo, a Como, andava in carcere da Rosa e Olindo, che sono rimasti in isolamento stretto tantissimo tempo, che poi lo psicologo che andava a sentirli praticamente tutti i giorni, e che entrambi, insieme, andarono al direttore del carcere e dissero: i due erano considerati ad alto rischio suicidario, fai qualcosa perché
qualcosa non ci torna. Quindi furono il sacerdote e la psicologa e poi il direttore del carcere che cercò un avvocato, il suo vecchio amico, che poi appunto morì di tumore ai polmoni, ma era già nella fase finale della sua vita, e si prese carico di sostituire l'avvocato che i due si erano trovati d'ufficio per affrontare questo processo. Quindi il processo era aperto male, due abbastanza mal assortiti, senza grandi possibilità intellettive, probabilmente anche di studi, diciamo, ed economiche. Rosa non ha finito le scuole elementari, che si sono trovati con l'avvocato d'ufficio e quindi poi hanno capito, una volta in carcere, in isolamento, che qualcosa non tornava, insomma, anche la loro ammissione in colpevolezza era stata una totale follia, insomma. È chiaro, è evidente a tutti, se si leggono gli interrogatori, che sono tutti atti disponibili come io letti ospedi nel corridoio della mia cucina di casa mia, quando studiavo, se si leggono gli interrogatori si capisce quello che dicevo stamattina, che con 4 PM che li interrogano, probabilmente uno dei due era senza avvocato, perché avevano un avvocato e difensore d'ufficio in due, e che quando uno, nelle conversazioni intercettate, che qualche volta sono state fatte sentire anche in TV, si capisce benissimo che a un certo punto Lindo, che era il più sveglio dei due, dice, più, diciamo, non il più sveglio, quello un po' più che sembrava ragionare di più, dice a lei: io ho deciso, ho capito cosa devo fare, confesso come tu vai a casa, perché come ricordiamo Rosa è stata arrestata senza che ci fosse un ordine di custodia cautelare, e quindi lui dice tu vai a casa, e lei nella sua, diciamo, ignoranza in senso modo, dice, capisce che c'è qualcosa che non va e dice no, Olindo, cosa vuoi fare? Sono drammatiche quelle conversazioni, queste che si sentono, insomma. Vabbè, si potrebbe parlare per giorni questa vicenda. Io forse l'ho, come dire, interiorizzata, perché leggendo le carte, trovando dei punti oscuri, non sono arrivata a dire che sono innocenti, poi lo stabilirà un tribunale, però sono arrivata a dire cavolo, ma quanti punti oscuri, non vorrei mai trovarmi in una situazione drammatica in un tribunale senza avere la possibilità anche economica, perché essere un avvocato penalista bravo costa, quindi senza potermi difendere, senza qualcuno che mi voglia bene e che sia dalla mia parte. Loro sono completamente soli. Questo è un dato di cui tenere conto. La solitudine è un enorme problema di fragilità. Esattamente. Paola, prima di andare in onda, io ero qua che parlavo con Pierluigi Pellegrin, e Pierluigi faceva questa riflessione che io condivido in pieno, perché questo è un processo che non interpella soltanto le coscienze, ma non interpella soltanto i giudici faranno il loro lavoro, ma interpella me, Pierluigi, te, chiunque faccia questo mestiere. Allora, l'osservazione che faceva Pierluigi era questa: io non riesco a capire, e nemmeno io con lui mi associo in toto, per quale motivo i giornalisti alla notizia di questa revisione del processo siano saltati su, manco li avessero offesi negli affetti più cari. Cioè, c'è quasi l'idea di prendere su di sé, di sentire quasi come una ferita personale, un'offesa personale, il fatto che altri colleghi, facendo un lavoro di inchiesta, perché non è che le affermazioni che sono state fatte da chi ha seguito questo caso, ha scritto libri, è intervenuto, ha parlato, ha intervistato, ha dato voce agli avvocati e così via, non è che questo è stato un lavoro fatto così, tanto perché non si aveva altro da fare, ma è stato un lavoro di inchiesta e di indagine da parte di un gruppo di giornalisti che hanno lavorato e, come diceva Enzo Biagi, hanno cercato la possibile verità. Hanno fatto quello che ha fatto Jim Garrison, per fare un esempio banale, nel film JFK, un caso ancora aperto. E anche qui mi tornano in mente le parole di Oliver Stone, e dice: non è che io ti sto dicendo la verità di come sono andate le cose, non è che io sto dicendo ecco le cose sono andate così e basta, ti sto solo dicendo questa è la ricostruzione che ho fatto io sulla base di queste prove, di questi elementi che ho, e questa è quella che io ti offro, la possibile verità, che è il ruolo dei giornalisti, perché, diceva Enzo Biagi, tu non firmi con lo pseudonimo di Gesù,
e credo che come non firmo io con lo pseudonimo di Gesù, non firmi nemmeno tu, o sbaglio? Abbiamo perso Paola? Oh signor. Recuperiamo un attimo la nostra Paola, vedete qua siamo nel 2000 ma non siamo in grado di fare una telefonata, ancora siamo con non c'è campo. Sono morti i nostri? Ah, ho capito. E vabbè, i nostri telefoni sono morti e quindi amen. Mi dispiace, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ma come vedete ogni tanto la tecnologia si mette in mezzo. Facciamo una bella cosa: 346 642 7756. Mandateci voi le vostre zappe, dite la vostra su questa vicenda. Giro a voi allora la domanda che stavo ponendo a Paola D'Amico, che è questa: se appunto il compito del giornalista è cercare la possibile verità, che non è appunto firmare gli articoli con lo pseudonimo di Gesù, perché solo lui ha la verità vera in tasca, ok? Se il compito dei giornalisti è cercare la possibile verità, per quale motivo, secondo voi, ci sono colleghi che alla notizia della revisione di questo processo improvvisamente si sono sentiti feriti addirittura nella loro, non so nemmeno come definire, suscettibilità, no, come ossia nella loro sensibilità. Ecco, usiamo queste parole. Perché io credo che questa vicenda non debba portare soltanto a una revisione della magistratura, come diceva ieri lo stesso Edoardo Montolli, e come del resto sentirete tra un po' nelle parole di Felice Manti, inviato del giornale, che vi ricordo con Edoardo Montolli ha scritto il libro Il grande abbaglio. Ma è un problema anche per quanto riguarda il rapporto tra i giornalisti e il mondo della giustizia, il mondo della cronaca. Ma vedete, con dei mezzi di fortuna abbiamo recuperato Paola D'Amico. Grazie Giulio Cesare. Vai pure. Paola, mi senti? Grazie Giulio Cesare, adesso ti sento, si era accaduto tutto. Eh sì, purtroppo stasera c'è morto il telefono, gli mortacci del telefono, e pazienza, dai. Può capitare. Allora, speriamo. Paola, ti stavo dicendo allora, riassumendo, ci sono colleghi che si sono sentiti punti nella loro sensibilità dal fatto che c'è questa revisione. Assodato che i giornalisti non scrivono la verità, ma cercano la possibile verità sulla base di oneste inchieste svolte sine ira ac studio, cosa deve cambiare secondo te con questo processo? O meglio, secondo te questa revisione può modificare il rapporto tra i giornalisti e il mondo della giustizia? No, non credo che lo cambierà assolutamente, perché sto leggendo, diciamo, anche un po' controvoglia i testi che vengono scritti tutti i giorni, e chi era sbagliando, si era schierato per essere colpevolista perché diceva questo dicono gli atti, non è che gli atti dicono condanna, li devi leggere a senso unico, perché noi dobbiamo essere anche capaci di leggere le carte, e magari se nel frattempo ci sono validissimi colleghi che hanno scritto fior di libri durante tutto questo periodo, che non erano innocentisti, ma dicevano occhio, qualcosa non va. Allora, se un coro di persone che si è letto tutti gli atti ha il coraggio di dire qualcosa non va, forse anche tu, cronista che segui il caso giudiziario, non devi necessariamente incensare i giudici che hanno preso una certa decisione e poi dire che esiste anche qualche altra strada, insomma, no? Cioè, ripeto, io grande stima, ne parlavamo stamattina, accennavamo del progetto americano dell'Innocent Project, scusate la mia pronuncia inglese pessima, perdonatemi, che però ha stabilito, anni fa stabilirono gli avvocati di provare a mettere insieme una serie di criteri oggettivi. Se tu trovi quei 6 criteri oggettivi in un procedimento che non tornano, dei punti grigi, delle zone grigie, zone d'ombra, allora dici ok, dobbiamo rivedere il processo, il procedimento. Quindi una revisione, se ci sono dei punti oscuri, ci sono delle ombre, se ci sono delle cose non chiarite, non dette, delle carte non viste, dei testimoni non ascoltati, delle registrazioni non ascoltate. C'è una registrazione pazzesca che io e Stefania Pantia, con cui abbiamo fatto il libro all'epoca, abbiamo ascoltato, era
la conversazione in una sala d'attesa, tutto era registrato, tutto era si poteva ascoltare, era intercettato, di due coniugi siriani che abitavano nella palazzina dell'orrore della strage, e lei era un ingegnere, era una donna anche molto preparata, molto colta, anche se qui probabilmente non praticava l'ingegnere, e i due, marito e moglie, che di fatto erano testimoni diretti, erano lì quando si è sulla strage, hanno sentito gli odori, i rumori, alla loro porta di casa c'è il bocchetto in cui si vede fuori, addirittura a un certo punto viene messo uno scotch per non far vedere fuori cosa succede, mentre nel frattempo c'è gente che scappa, che urla, che insegue, poi arriverà anche il fuoco, il fumo. Loro si parlano nelle pause dell'interrogatorio e ricostruiscono qualcosa che non viene raccontato negli atti. Io ho chiamato, ho anche pagato, diciamo, in tasca mia, un ragazzo loro connazionale, anche lui espatriato, che ha ascoltato, perché parlavano la loro lingua e io non la capivo, che ha ascoltato, abbiamo fatto un pomeriggio 8 ore per ascoltare una parte di questa conversazione dolorosissima tra i due coniugi, e lui a un certo punto, mentre cercava di tradurmi, a un certo punto mi ha detto: ma questa cosa devono ascoltarla in tribunale? Ma nessuno li ha ascoltati. No, perché la signora è stata considerata un testimone non scindibile. Ma vi garantisco che, ripeto, 8 ore noi abbiamo ascoltato soltanto una parte, queste registrazioni sono tante. Io però ricordo quella giornata che mi ero preso di scene con lui accanto che ascoltava ed era sempre più pallido, perché loro hanno raccontato di fatto, partendo dai rumori che sentivano sopra e sotto di loro, in quella palazzina, hanno ricostruito degli orari diversi, per esempio, no? Una dinamica del criminale, cioè che non corrispondevano a quelli che poi sono stati insegnati. Hanno ricostruito appunto gente che saliva e correva giù per le scale, che poi fa il paio con quelle impronte di scarpe numero 43 che né il rosa né l'Igno portavano il 43, che a qualcuno saranno appartenute. C'era le pareti della palazzina che erano il corridoio d'ingresso, che portava su la scala che era tappezzata di impronte digitali, di manate di sangue, ma quelle impronte lì non sono mai finite in un database, e se c'è una cosa buona che abbiamo in Europa è un database di impronte digitali. Che fine hanno fatto? Ormai non sono più utilizzabili, saranno deteriorate, sono perse. Quindi quante cose dette raccontate non sono state minimamente prese in considerazione. Poi il tempo passa e il tempo cancella, e anche la memoria passa e i ricordi si cancellano. 2 giorni dopo ci dicono gli esperti che un ricordo ormai è sfumato, no? C'è addirittura un ricordo che può sovrapporsi al ricordo originario. Ci può essere una memoria indotta. Se qualcuno ti dice insistentemente, come venne fatto con Frigerio, che era ancora in ospedale da un carabiniere, un investigatore, ma sei sicuro che quello non è Lolindo, ma sei sicuro che quello non è Lolindo, lui che aveva ricordato un'altra figura, un'altra persona di cui era stato fatto l'identikit, ma che non era stato diffuso, di una persona che un carroncione di vasta con l'attaccatura ai capelli bassi, a un certo punto abbiamo ascoltato questa registrazione, alla 7ª volta che gli dicono, dopo una settimana, che sono tornati i carabinieri, ma sei sicuro che non sia Lolindo? Lui dice sì, è Lolindo. Manco si era ricordato chi poteva essere, ma se era il tuo vicino in casa ti ricorderai bene come si chiama, no? Il primo interrogatorio è quello in cui sei più fresco. Quindi, ma quante cose sono state dimenticate, accantonate, ripeto, buttate sotto il tappeto come la polvere, confuse, troppe cose. Cioè, qualsiasi cronista si sarebbe sospettito. E ci sono stati tanti giornalisti anticronisti inviati alla RAI che hanno, sollevato il dubbio, basta il dubbio, non si può essere condannati senza ragionevole dubbio, ma qui siamo sicuri che una condanna è con ogni ragionevole dubbio? Non lo so, io non credo. Quindi grande veramente chapeau a Kuno Tarfusser, che ha avuto questo coraggio e che ha dovuto lottare. Ah, ma certo, ma questo è normale, anche se, ripeto, io ho conosciuto amici tra magistrati eccezionali, straordinari, veramente straordinari, che hanno fatto grandi cose e che non è detto che non la pensassero come noi, insomma. Quindi non bisogna mai, ripeto, entrare in questo tunnel chiuso in cui diciamo c'è solo questa verità. Questo, lo dicevo stamattina, vale nella vita, cioè se un tuo amico, un tuo conoscente
il tuo nemico in un dialogo dice qualcosa di diverso da quello che pensi tu, ma perché non prendi in considerazione? Magari è una porta nuova che si apre e dici, oh, caspita, non lo sapevo. Io mi sento ignorante nella vita tutti i giorni, no? Certo. Cerco di confrontarmi il più possibile perché non c'è una verità definita, insomma, noi dobbiamo cercare di avvicinarci alla verità, ma abbiamo un grande lavoro da fare, no? Paola, senti, pongo anche a te la domanda che ho posto ieri a Edoardo Montolli e che ho posto Sì, stamattina un grande. a Felice Manti. Mi associo nella tua valutazione. L'ho chiesto a loro due, lo chiedo anche a te, ma tu ci credi ancora nella giustizia? Io sì, ci credo perché ci sono finite, voglio dire, è capitato, ho avuto tanti processi, quindi nel senso querele, quando ti occupi di certi temi inevitabilmente può cascarci la querela, no? E per quello che quando scrivi devi sempre avere tante carte nel cassetto che documentano le ricostruzioni che hai fatto e il percorso che hai fatto. Io credo nella giustizia, credo fortemente anche perché ho conosciuto veramente dei pubblici ministeri, dei giudici, di altissima levatura morale e di grandissima capacità. Io penso anche, lo dicevo stamattina, ma perché è ancora attivo, ma ci sono anche magistrati che sono andate poi la Gatto, insomma, l'Anna Introini è stata la capa della nona sezione penale che ha aperto la strada per la difesa delle donne. Lei per anni ha gestito questa nona sezione penale del Tribunale di Milano, poi è diventata anche presidente del Tribunale di Como a fine carriera. Anna Introini è una donna straordinaria di grandissimo spessore morale che aveva la capacità di distaccarsi, di non prendere, come dire, di non abbracciare una causa, ma di studiarla e di vedere a 360 gradi tutti gli aspetti. Ho una grandissima ammirazione per questa donna, come ce l'ho per Fabio, come anche per l'Anna Gatto. Sono persone che hanno esercitato il loro ruolo di PM, di investigatori, di giudici con grandissimo equilibrio. E ripeto, lei per esempio l'Anna ha aperto questa sezione, dava questo gruppo Pulla contro il maltrattamento delle donne, ha lavorato con la clinica Mangiagalli che ha messo in piedi la task force per la ricerca delle prove dopo una denuncia di stupro, oppure quando la donna arrivava in pronto soccorso con una violenza, e hanno trasformato, diciamo, questo tema in un tema di grandissima attualità e molto importante per le donne, no? Cioè, Certamente. Il codice rosso è nato da lì, il codice rosso appunto c'è la mano di Fabio Roina, è nato da lì, è nato da questo lavoro documentale. Loro hanno detto: se dobbiamo difendere le donne dobbiamo documentare, non basta il racconto, quindi raccolta delle fonti, la documentazione, l'appoggio delle donne alla struttura, tutto va documentato, e loro l'hanno fatto su un tema che, diciamo, 30 anni fa non era così di impatto, no? Certo. Non è che non ci fosse 30 anni fa la violenza sulle donne, anzi, però, diciamo, magari era sopravvissuta. Oggi invece sono le prove, insomma, se c'è da portare in tribunale qualcuno, occorrono le prove, e quindi prove a 360 gradi. Paola, senti, per concludere, Credo nella giustizia, ecco. certo, ma guarda, anche il solo fatto che sia possibile la revisione del processo, anche per me, è segno che una giustizia c'è o ci può essere. Paola, per concludere, abbiamo cominciato con pensiero dei Pooh. Qual è il pensiero che vola e va a Olinda e Rosa da parte tua? Il pensiero è che, come dire, possono vedere la luce, perché io, cioè, è certo, quando sono dei fatti criminali cruenti, una condanna non so perché, insomma, però poi se tu vai, dovremmo farlo tutti un pochino, io ho fatto un po' di volontariato in carcere a Bollate, se tu vai in queste realtà ti accorgi che non è chiudendo una stanza una persona che puoi cambiarla, occorre fare molto di più, occorre riabilitare le persone, occorre poi fuori anche creare le condizioni perché alcune cose non accadono più, no? È un lavoro culturale importante che va fatto, quindi io ripeto, spero per loro che si apra qualche spiraglio. Non abbiamo una certezza, non sappiamo, ma spero soprattutto che la città provi a imparare da questa lezione.
E Anche se questo poi accendi a volte certi canali televisivi e ti accorgi che appunto noi per primi giornalisti vanno lì a fare spettacolo, perché purtroppo siamo nell'era in cui il click sul telefonino, il click al tuo messaggino Twitter, il click alla tua foto Instagram conta di più di qualunque altra cosa. La esatto. gente riprendesse in mano i libri e lasciasse per qualche momento un click, e allora tu vali conti se hai 60 milioni di follower, non se sai difendere i fragili, capito? Cioè, questa è veramente una società che è marcia, rischia di diventare marcia. Quindi io lo spero per loro che qualcosa cambi, lo spero per le persone che imparino ad andare oltre l'immagine e l'apparenza, oltre al tweet, oltre alla foto, oltre alla griff, e tornino a appropriarsi della propria vita, perché la vita è un'altra cosa. Esattamente. Paola, grazie del tuo intervento e ci ritroviamo mercoledì prossimo, stavolta in Con gli veste di amica animali. degli animali, va bene? Va benissimo, certo, grazie mille, grazie a tutti. Grazie a te, buon lavoro, un abbraccio. Altrettanto. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Era il 1982 nel video dei Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Boy George appariva sotto processo in un tribunale. Come vedete cerchiamo di adeguare anche la colonna sonora all'argomento che stiamo trattando. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti speciale, strage di Erba, 346 642 7756. Se volete commentare quanto stiamo dicendo, quanto stiamo raccontando in merito a questa revisione del processo, attraverso il WhatsApp o la zappa che dir vogliasi della radio, 346 642 7756. Adesso la parola va a un amico, ma soprattutto un inviato di valore del giornale che si è occupato della strage di Erba e l'ha raccontata in questo libro insieme con Edoardo Montolli, che avete già ascoltato ieri a botta calda nell'immediatezza della notizia della revisione del processo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Chi è? È ovviamente Felice Manti, che è coautore appunto del volume Il Grande Abbaglio insieme con Edoardo Montolli, e sentite un po' che cosa ci siamo detti questa mattina, anche perché non c'è solo il problema di Olindo e Rosa, ma c'è anche un'altra vicenda molto drammatica che è stata raccontata stamattina da Felice sul giornale e che in un certo senso si lega anche a questa storia. Vai Giulio Cesare. Stasera è tornato a trovarci l'amico e collega Felice Manti, inviato del giornale. E Felice, intanto complimenti per il lavoro che hai fatto insieme con Edoardo Montolli, Giulio Cainarca, Nino Monteleone, per citare, diciamo, i primi i quattro cavalieri di Erba, verrebbe da dire. E, insomma, voi avete fatto di tutto come giornalisti, un lavoro serio d'inchiesta per arrivare a questo risultato della revisione del processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano. Oggi tu fai un breve riassunto di quelle che sono le tre prove contro le tre prove, che potrebbero portare quindi a un clamoroso sviluppo e a una clamorosa assoluzione di Rosa e Olindo, che ovviamente dovranno essere eventualmente risarciti in caso di assoluzione, ma poi racconti una storia che apparentemente sembra non entrare da nessuna parte con il caso Erba, e invece pone il problema della detenzione, dell'uso che si fa della detenzione, quella cioè di un piccolo boss della mala milanese, già malato, gli manca una gamba, che ha chiesto quest'oggi ai magistrati la possibilità dell'eutanasia perché lui non se la sente di uccidersi in carcere. Allora Felice, cominciamo con Erba. Come si esce dal guazzabuglio delle prove e degli errori che di fatto sono stati registrati nelle carte di questo processo? Allora, cominciamo col dire che la richiesta di revisione nasce grazie al lavoro dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, ma anche grazie alla ricostruzione giornalistica che con Edoardo Montolli dal 2007 e poi successivamente con altri colleghi come appunto Giulio Cainarca, Fulvio Benelli, Gianluca Barbarossa, Antonio Monteleone, Alessandro Gaeta, si è fatto in questi anni con le Iene e con altri speciali del TG1 e dei Mediaset che sono andati in onda in questi mesi. Abbiamo ricomposto il peso di tutte le questioni che non erano state pienamente affrontate a processo. Mi preme subito dire una cosa: questo rischia di essere il più clamoroso abbaglio giudiziario della storia, aggravato dal fatto che questi due soggetti di Romano e Rosa Bazzi sono stati consegnati all'opinione pubblica come perfetti colpevoli ben prima che il processo ne certificasse la colpevolezza, sulla base di tre prove, che adesso vedremo quali sono, che oggi le prove scientifiche a disposizione, le nuove teorie per perizie scientifiche, le nuove conoscenze scientifiche a disposizione dei legali dimostrano di essere del tutto inconsistenti, ma che già allora nel 2007 noi dimostrammo essere inconsistenti. Le prove fondamentalmente sono tre, in questo rigoroso ordine, attenzione: la macchia di sangue trovata sul battitacco, il riconoscimento del super testimone e infine le confessioni, che come sapete nascono dopo gli arresti di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Quindi bisogna seguire il filo logico. La macchia di sangue: i
legali la chiamo una suggestione ottica. Chiunque abbia visto la foto di questa presunta macchia di sangue sul battitacco della Seat Rosa di Olindo si rende conto che la macchia di sangue non si vede, non esiste. Il dottor Tarfusser e i periti della difesa dicono fondamentalmente una cosa ancora più grave, se vogliamo, e che cioè la macchia che i carabinieri dicono di aver repertato come contaminata viene giudicata e analizzata da un perito di enorme professionalità come il professor Carlo Belvedere dell'Università di Pavia come intatta, immacolata, perfetta, incontaminata. Quindi come fa una macchia trovata contaminata a essere analizzata e diventare improvvisamente immacolata? Questo è un tema che secondo i legali ha a che fare con appunto una possibile frode processuale, questione di cui poi magari più tardi parleremo. Sì. Per il dottor Tarfusser si tratta di un problema nella catena di custodia di questa prova, cioè di come questa prova è stata, diciamo, repertata e poi consegnata al dottor Previdere. Noi abbiamo scritto sin dal primo giorno che quella macchia di sangue era probabilmente figlia di un, diciamo, imbrattamento involontario da parte di un agente che a verbale aveva perquisito nel giorno della strage l'appartamento di Casa Castagna e poi anche la macchina di Olindo Romano Sabazzi. Quando a processo è stato chiesto al maresciallo dei carabinieri Luciano Calorini, che ha coordinato le indagini della stazione di Erba, se era vero che questa macchia potesse essere da contaminazione involontaria, il luogotenente Luciano Calorini ha detto questa frase qua, ha detto che chi aveva fatto la perquisizione non aveva firmato il verbale e chi aveva firmato il verbale non aveva fatto la perquisizione, quindi sostanzialmente a processo il maresciallo Calorini ha ammesso che quel verbale di perquisizione dell'auto della sera della strage era falso, eppure nessun giornalista, tranne il sottoscritto Edoardo Montoro sul giornale, il giorno successivo sul giornale, sul quotidiano Il Giornale, né nessun altro hanno messo in rilievo questa falsità in atti conclamata. Questo per dire che solo su questa macchia di sangue ci sarebbe da raccontare e da scrivere di come una suggestione ottica, per usare parole legali, diventa la prova incriminante di un processo per strage. Una macchia che non c'è e che non può essere quella che è stata repertata né quella che è stata analizzata. Andiamo al riconoscimento di Mario Frigerio. Siamo stati i primi a scrivere che Mario Frigerio, quando si è svegliato, non ha riconosciuto Olindo Romano, come tutti hanno scritto, dicendo bugie, ma ha riconosciuto una persona mai vista prima, di etnia araba, più alta di lui di 10 centimetri, mentre Olindo è alto più o meno come lui, di carnagione olivastra, mai visto prima, e in questo riconoscimento invitava i magistrati a cercare le persone di etnia araba che frequentavano l'appartamento di Casa Castagna. Siamo stati i primi a scriverlo e nessuno ci è venuto dietro nel 2007 quando l'abbiamo scritto, perché giova ricordare che noi interveniamo in questo processo, in questa vicenda, non dall'inizio, ma dopo che all'udienza preliminare gli avvocati chiedono che le confessioni non vengano ammesse, chiedono il processo ordinario, non più il processo abbreviato che avrebbe significato chiudere definitivamente questa vicenda processuale, e soprattutto il giorno dopo in cui i RIS all'udienza preliminare depositano un report in cui dicono non è possibile trovare tracce di Olindo Romano e Rosa Bazzi nei luoghi della strage né tracce delle vittime nell'appartamento di Rosa Bazzi e Olindo Romano, il che vuol dire che scientificamente è impossibile che i due abbiano commesso questo atto, tant'è vero che i RIS testimonieranno a favore della difesa, un unicum nella storia di questo paese. Quando noi abbiamo visto questi due elementi, la richiesta di rito ordinario, tre elementi, la richiesta di rito ordinario, la negazione delle confessioni e il fatto che i RIS dicano non ci sono tracce biologiche dei due, cosa che uno si sarebbe aspettato di trovarne in quantità copiosa, ci siamo interrogati cosa è successo, com'è possibile. Ci siamo posti dei dubbi e siamo andati a guardarci le carte che evidentemente i giornalisti del tempo non si sono lette, perché si sono fidati di ciò che gli veniva detto. Le confessioni non sono, e adesso arriviamo al terzo punto, al punto diciamo più doloso, le confessioni, ma prima bisogna parlare di Frigerio. Infatti a proposito delle confessioni, ieri sera Edoardo Montolli, che io ho sentito in diretta in trasmissione,
ha detto una cosa che credo resterà. Cioè, per la metà degli italiani, a prescindere dall'esito di questo processo, ma soprattutto se Rosa e Olindo verranno assolti, in ogni caso nel 50% degli italiani resterà sempre il fatto, e vabbè, ma tanto avevano confessato. Certo, allora, nella perizia depositata dai legali, un esperto di neuropsichiatria dice che ci sono circa il 27% di confessioni fasulle e nell'80% dei casi di queste confessioni fasulle, quindi 1 su 4, il quoziente intellettivo di chi fa queste confessioni fasulle è molto basso. E questa questa casistica del cosiddetto rientra perfettamente in questa vicenda. Finiamo con il riconoscimento di Frigerio perché è molto importante. Noi siamo stati i primi a scrivere che dopo che Frigerio riconosce, non riconosce Olindo Romano, ma riconosce un siriano, un magrebino, una persona di etnia araba più alto di lui, forte come un toro, mai visto prima, di Caragione Olivastra, successivamente, parlando con i familiari e con i legali, non fa mai il nome di Olindo. Mai. Eppure, improvvisamente, nel corso del processo è venuto fuori che secondo una ricostruzione audio fatta da un giudice, che quindi crea in aula una prova, un giudice crea in una prova, manipolando nel senso letterale del termine il file audio di una delle ricostruzioni di Frigerio, in cui fondamentalmente con la manipolazione che fa di quest'audio, improvvisamente la parola stavano uscendo diventa è stato Lindo. Questa ricostruzione è servita a suggestionare l'opinione pubblica nel convincerla che Frigerio avesse fatto il nome di Olindo prima del poi riconoscimento finale dei primi di gennaio. Questa è una cosa gravissima, quella che è successa, gravissima, perché si è creata una prova artificiale da un processo da parte di un giudice che ha manipolato un audio per far dire a Frigerio cose che lui non avrebbe detto, non ha detto. Tant'è vero che la Corte d'Appello successivamente dirà che questo audio non era ammissibile, ma intanto lo scopo a cui serviva, cioè condizionare l'opinione pubblica, è passato, perché la gente si è convinta che Frigerio abbia fatto il nome di Olindo durante il periodo dal 26 dicembre, dal 15 dicembre, da quando si è svegliato, ha parlato di questo marocchino, arabo, di Caragione Olivastra, fino al riconoscimento definitivo del 2. Noi siamo stati i primi a scrivere che nel corso dell'interrogatorio al signor Frigerio, il maresciallo di gabinetto Luciano Gallorini ha fatto delle domande assertive, dicendo poteva essere stato Olindo Romano? Poteva essere stato Olindo Romano? Poteva essere stato Olindo Romano? Il neurologo Strata ha dichiarato ufficialmente da esperto che le domande assertive non si possono fare in soggetti che hanno quel tipo di condizione psicologica e psichiatrica, perché sono soggetti indeboliti, sotto stress, sotto tensione, perché quelle domande assertive manipolano il ricordo. Il ricordo di Frigerio non può migliorare nel tempo, è impossibile, lo dice la scienza, può solo peggiorare o subire delle modificazioni, ed è quello che è successo. È successo perché incautamente un carabiniere, lo stesso che ha detto che quel verbale di riconoscimento della macchina di sangue era falso, ha fatto delle dichiarazioni, delle domande assertive, manipolando definitivamente il ricordo di Frigerio. Ergo, il ricordo di Frigerio non è attendibile. Lo dice la scienza, non lo dice Felice Manti, Edoardo Montori, lo dice la scienza. Quel ricordo non è attendibile, per quanto sia stato manipolato. Quando queste due prove vengono consegnate ai PM, i PM non possono far altro che arrestare Olindo Romano e Rosa Bazzi, c'è una macchia di sangue, c'è un riconoscimento, chiaro? E a quel punto i due confessano. Ma cosa confessano? Confessano una dinamica del delitto riportata dalle carte che il RIS riscriverà, perché secondo il RIS la successione delle morti e la dinamica di quella mattanza non coincide con il vero svolgimento fotografato inevitabilmente e inequivocabilmente dalle macchie di sangue trovate dai RIS, in cui Olindo Romano e Rosa Bazzi non compaiono mai, anzi compare un DNA terzo
né dei soccorritori, né delle vittime, né di Olindo Romano Rosabazzi, di cui non sappiamo ancora oggi a chi appartenga. C'è una macchia di scarpe, una impronta di scarpe che non appartiene a nessuno, né ai soccorritori, né all'Olindo Romano Rosabazzi, né alle vittime, e oggi non sappiamo di chi è quella impronta di scarpa. Ok? Quindi quelle confessioni vengono fatte sulla base di una ricostruzione che non è vera. E il punto nodale di questa ricostruzione è la morte di Valeria Cherubini. Piccola parentesi, nella richiesta di Ecco, revisione è appunto, è prevista una anche... delle, tra l'altro, la morte della povera certo, Valeria è un'altra, è la è terza il prova punto che... cruciale, è il punto cruciale, il punto di caduta definitivo, totale, tombale dell'innocenza di Lindomar Rosabazzi. E noi abbiamo scritto sin da subito. Noi sappiamo che, allora, piccola parentesi, nella richiesta di revisione è stata depositata anche un'intervista che io ho fatto col compianto morto suicida avvocato Gabrielli, difensore del super testimone, e qua l'avvocato Gabrielli ammette: il signor Frigerio non sa ancora come è morta la moglie, perché la morte della moglie, parliamo di un'intervista fatta 11 o 12 mesi dopo la mattanza, alla vigilia del processo, novembre 2007 se non ricordo male, alla vigilia del processo, la morte di Valeria Cherubini è un mistero. Perché è un mistero? È inspiegabile. La signora Valeria Cherubini viene trovata a casa sua, in posizione supina, in ginocchio, con le mani a protezione del capo, a circa una quarantina di colpi addosso, bastonate, coltellate, pugni, calci. In testa ha 7-8 ferite, di cui almeno 6 inferte con linee parallele, vale a dire che la vittima è ferma, immobile, perché non si muove più, non si sposta, è morta. Ha la lingua tagliata, la gola squarciata. Davanti a lei c'è una tenda con delle macchie che secondo il riso sono da schizzo, quindi è stata uccisa lì. Quando i soccorritori arrivano la sentono gridare aiuto, aiuto, aiuto. Come fa una donna con la lingua tagliata e la gola squarciata a gridare aiuto? Bisogna chiederlo alla Cassazione, secondo cui la donna sarebbe stata colpita nel pianerottolo e sarebbe risalita lentamente a casa sua per morire a casa sua. Attenzione. La scienza oggi ci dice che la signora Cherubini aveva una ferita al muscolo psoas della coscia che le avrebbe reso impossibile salire le scale, anche fosse Chuck Norris, anche fosse Schwarzenegger. Se hai quel muscolo reciso non puoi salire le scale. Quindi quella ferita è stata successiva alla salita delle scale. Quindi Valeria Cherubini è morta scientificamente a casa sua. Lo dicono i vigili del fuoco, il vigile del fuoco volontario Glauco Partesaghi, che per primo interviene, che la sente distintamente gridare aiuto. Una donna con la lingua tagliata e la gola squarciata non può gridare aiuto, non può formulare nessuna parola. Ma se Valeria Cherubini è morta a casa sua, gli aggressori da dove sono usciti? La scienza, cioè i RIS, ci dicono che c'è una traccia di sangue sul balconcino di casa Castagna. Quindi è plausibile pensare che gli aggressori siano presenti al momento di arrivo dei soccorritori, quando la corte di Via Diaz era piena, e che siano scappati dal balconcino di casa Castagna che dà dalla direzione opposta alla palazzina, alla corte di Via Diaz. Circostanza suffragata da due deposizioni di due testimoni oculari che non si conoscono e non si sono parlati e non hanno concordato la versione, nella quale si racconta di 2-3 ragazzi di etnia araba, guarda caso, che scappano da quel balconcino e scappano e vanno via. Ora, casualmente, proprio il sangue di Valeria Cherubini, l'ultima vittima, la meno ascrivibile per la dinamica della mattanza, Aurindomar Rosabazzi, viene trovata sul battitacco della Seat Rosa a distanza di tanti giorni su una macchina oggetto probabilmente di un impossibile imbrattamento e contaminazione involontaria, al netto del fatto che un carabiniere dica che quel verbale in cui, diciamo, si suffraga che c'è stata una contaminazione è falso. È falso. È falso. Insomma, Quindi io qua ce ne dico, sono assai di la domande. Corte d'Appello di Brescia si è presa un bel carico da 90. Adesso non è più una questione Felice Amanti, Edoardo Montolli e compagni versus il resto del mondo, per fortuna. Adesso è tutta una questione giudiziaria, perché adesso questa decisione di riaprire il processo smentisce il lavoro della Procura di Como, che quando Tarfuglia
rappresentato la distanza di televisione, ha detto: ah, ma noi siamo a posto, come ti permetti, come osi? Evidentemente così non è. B, la stessa Procura Generale di Milano, che aveva allegata a questa istanza di revisione una irrituale letterina nella quale diceva: questa richiesta di revisione è carta straccia, non fate niente, come vi permettete, come osate? Oggi la decisione della Corte d'Appello di Brescia smentisce clamorosamente il Procuratore Generale di Milano dell'esercizio delle sue funzioni, perché gli dice: bella, non è vero che la richiesta è inammissibile, è oltremodo ammissibile, tant'è che abbiamo convocato anche il tuo ufficio. E cosa farà adesso la Nanni? Si presenta lei? Manda Tarfusser? Manda un terzo soggetto? Cosa dirà? Boh, questa è una questione che bisogna chiedere a lei. Ma soprattutto, in questa vicenda qua, quello che è necessario ribadire con forza, se questi due soggetti sono innocenti, come ormai le prove scientifiche dimostrano clamorosamente e indubitabilmente, chi in questi anni ha sostenuto, in buona o in malafede, facendo finta di leggere le carte o facendo finta di conoscerle o conoscendole e mentendo, problemi loro. Chi ha difeso a spada tratta le sentenze della Cassazione che giustificavano cose ingiustificabili e scientificamente impossibili, oggi dovrebbe farsi un bel esame di coscienza e dirsi: ma possibile mai che io ho scritto che 2 persone innocenti erano colpevoli? Possibile che io mi sia fidata eccessivamente di veline e velone degli inquirenti, di carte lette con po' di fretta, di confessioni che confessioni non sono, di macchie di sangue che macchie di sangue non sono, di riconoscimenti che riconoscimenti non sono, e ho col mio lavoro contribuito a lasciare 2 innocenti in galera per 17 anni? Io mi invito tutti questi soggetti che in questi anni sono divertiti e sbizzarriti andando in TV a fare i soloni, a dire colossali fake news ancora oggi. Qualcuno si esibisce, ma tanto è tutto ricostruibile, è tutto documentabile. Prima o poi con Edoardo Montolli lo faremo questo lavoro. Chiedo che questi soggetti si mettano la mano sulla coscienza, se ce l'hanno, e ammettano di aver preso un grande abbaglio e di aver contaminato, avvelenato i pozzi della narrazione, convincendo l'opinione pubblica della colpevolezza di Lindo Romano e Rosa Bazzi, quando questi due soggetti sono completamente estranei. La loro unica colpa è amarsi. La loro unica colpa è avere un rapporto simbiotico da quadrupede, come dice il PM Astori, ed è su questo rapporto che hanno fatto leva i PM per ottenere delle confessioni che sono fragili nella loro completezza. E quando qualcuno mi dice che sono perfettamente sovrapponibili, io ricordo sempre che noi siamo stati i primi a scrivere che a Rosa Bazzi è stata fatta sentire integralmente la confessione del marito, tutte e due, sia quella in cui Olindo diceva che ha fatto tutto da solo, sia quella in cui Olindo dice che ha fatto tutto con Rosa. E quando Lindo racconta quella roba, quella confessione, e ogni tanto inciampa in qualche cosa che non sa perché non può saperla, dice al PM: metta ciò che vuole. E quando Rosa racconta la sua confessione delirante, dice: giusto? È giusto? Quasi a compiacere. Per tacere del più grande, vergognoso affronto fatto a questi due soggetti, quando una importante trasmissione televisiva ha mandato in onda un colloquio difensivo riservato, spacciando per una confessione. Mi riferisco alla famosa, tra virgolette, confessione di Rosa Bazzi, che successivamente nel tempo si è scoperto, grazie alle Iene, che era concordata col perito del tempo. Perché alla fine di quel video Rosa Bazzi dice al perito: sono stata brava? Come se quella, tra virgolette, confessione fosse concordata per che cosa? Per ottenere l'infermità mentale. Si è preso un pezzo di verità di comodo e si è infilato in una narrazione avvelenata per convincere l'opinione pubblica che Lindo Romano e Rosa Bazzi fossero colpevoli. Gli unici colpevoli in questa vicenda sono i giornalisti che hanno scritto delle falsità e che si sono bevute le panzane che hanno fatto circolare gli inquirenti per sostenere una verità fragile. Oggi finalmente c'è la possibilità di dimostrare per tabula su tutto ciò che noi in questi 17 anni abbiamo detto, scritto, documentato e visionato. Mi auguro, ripeto, che i colleghi che in questi anni hanno scritto il falso, in buona o cattiva fede, abbiano il coraggio di ammettere di aver preso un grande, clamoroso abbaglio. Sarebbe l'inizio di una nuova pagina per questo disgraziato paese e per questa disgraziata giustizia ormai in stato comatoso. Cominciando dalla madre forse di tutte le fake news su Erba, la famosa storia dei
degli inquirenti che arrivarono a casa di Olinda e Rosa e trovarono la lavatrice che aveva appena finito la centrifuga con i panni sporchi di sangue. Ancora oggi qualcuno scrive che Orindo Romano e Rosa Bazzi avevano delle piccole ferite alle mani. Ora, io faccio un ragionamento, diciamo, stupido, for dummies. Provate a immaginarvi con un coltello di qualsiasi foggia. Se voi inferite un colpo in una persona più forte, più robusta di voi, la lama vi taglia le dita. Qualsiasi forza abbiate, vi fate male. Il sangue si mescola con l'altro sangue. Non sono piccole ferite quelle che possono suscitare il sospetto che Romano e Rosa Bazzi fossero colpevoli. Di sangue di Rosalindo nella strage non ce n'è traccia. Non ce n'è, lo dicono i RIS. O i RIS sono scemi, sono scarsi. O Orindo Romano e Rosa Bazzi hanno fatto una roba scientificamente impossibile, quindi sono dei maghi. Ma sono al tempo stesso Zelig perché chiedono la cena matrimoniale e dicono 5-6 anni e ce ne andiamo a casa. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Qui c'è la vita di 2 persone vive in ballo. E mi dispiace che ultimamente si faccia solo riferimento alle vittime della strage. Anche Orindo Romano e Rosa Bazzi potenzialmente sono vittime di questa mattanza. E fare piena luce su questa vicenda, come oggi chiedono tanti, è il miglior regalo che si possa fare alle vittime. Non è certo accontentarsi di una verità claudicante che si fa l'interesse di chi è morto in quella mattanza. Esattamente. E aggiungerei però una cosa, ecco, voglio porre a te la stessa domanda che ho posto ieri a Edoardo Montolli. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma tu ci credi nella giustizia? Lui mi ha risposto di no. Io credo che la giustizia voglia dimostrare di avere gli anticorpi per uscire da questa cosa, per uscire da questa vicenda. Lo dico sinceramente perché in questo momento qui purtroppo la magistratura è nel mirino, diciamo, della politica, no? Per tante situazioni che si sono verificate, vedi la vicenda Degni, no? Questo magistrato che ha fatto Sì. delle dichiarazioni, diciamo, improvvide, no? Vedi un po' questo accanimento giudiziario nei confronti di alcuni esponenti di centrodestra, con inchieste fatte in maniera, come dire, no? Per esempio il caso del Mastro, no? In cui il GIP chiede l'imputazione coatta, un fatto del tutto inusuale, no? Rispetto a una vicenda che sembrava risolta, quella della rivelazione del segreto d'ufficio per la vicenda dell'anarchico Cospito. Ecco, in questo momento in cui la magistratura è oggettivamente nel mirino per dei comportamenti di una piccola minoranza, fa piacere sapere che il coraggio di un magistrato come Cuno Tarfus di mettersi contro il suo ufficio in nome della verità e della giustizia ha avuto una sua felice conclusione. Quindi vuol dire che esiste ancora l'autonomia del singolo magistrato rispetto a un capo, a un procuratore capo che ne in qualche modo vuole limitare la sua libertà, e che questa autonomia va rivendicata dalla magistratura. Quindi io mi auguro che il caso Tarfus diventi la chiave di volta della necessità di, diciamo, vincere le resistenze della politica nel voler ingabbiare e incastrare ancora di più i magistrati in ruoli più burocratici che di uomini di legge, perché a Cuno Tarfus nessuno lo chiamava a fare quella richiesta di revisione. Lui l'ha fatto per amore di giustizia, perché ha letto i nostri libri, ha letto le carte, ha parlato con i legali, ha detto: ma ragazzi, qui non torna nulla, com'è possibile? Quanti magistrati animati dall'amore per la giustizia ci sono in questo paese? Quanti hanno il coraggio di andare contro il proprio capo, contro il proprio ufficio, pur di vedere ribadita una verità diversa da quella uscita dai processi? Quanti ce ne sono? Eppure per quella scelta di coraggio Cuno Tarfus è finito sotto procedimento disciplinare. Noi abbiamo magistrati che blaterano veleno contro il governo, che non pagano, e un magistrato che ha il coraggio di dire: attenzione, i miei colleghi hanno sbagliato, rimediamo, viene passato sotto le forche caudine del procedimento disciplinare. Ma che paese è questo? Ecco, io credo che la giustizia oggi abbia gli anticorpi per dimostrare che Tarfus aveva ragione,
che è giusto rivedere il processo, che è giusto fare ammenda rispetto ai propri errori, che è giusto scarcerare Olindo Romano Rosabazzi da queste infamanti accuse, eventualmente risarcirli come è giusto che sia, e ammettere le proprie colpe e cercare in qualche modo di evitare che questa porcheria che si è verificata in questa vicenda si ripeta ancora. E chissà quante altre volte si è ripetuta, non pochi mesi fa. Vedo fuori il caso Zuncheddu, di questo pastore accusato ingiustamente di un omicidio. Sono voluti 30 anni per il povero Zuncheddu, era un caso del 91. E guarda caso ad aprire l'inchiesta è stata proprio la Francesca Nanni, quando era procuratore generale a Cagliari. La poverina ha ammesso che ci ha messo 6 mesi per leggere la storia di Zuncheddu e chiedere la revisione del processo. Peccato poi ci abbia messo 15 giorni per leggersi la vicenda di Olindo Romano Sabazzi e dire che non era vera. Poi è stata smentita clamorosamente dalla Corte d'Appello di Brescia. Quindi ci sono degli elementi che fanno riflettere e ci sono degli anticorpi che questo sistema oggi dimostra di avere. Lo dico proprio perché in questo momento la magistratura è nel mirino della politica, che giustamente pretende delle riforme. Se veramente il più clamoroso, atroce, vicenda criminale di questo paese, il passaggio di Erba, rischia di essere un abbaglio giudiziario, qualcuno deve pagare, perché vuol dire che il sistema è morto, è finito, non funziona. Se anche un'inchiesta per strage si regge su delle prove che al primo soffio di vento crollano miseramente, allora siamo rovinati, ragazzi, perché vuol dire che chiunque può essere accusato di qualsiasi reato in qualsiasi momento. È questa la giustizia che vogliamo? È questa? Decisamente Ma no. dovrebbero essere i magistrati i primi a battersi, come Tarfusser, perché non sia così. E quanti Tarfusser ci sono? Quanti degni ci sono e quanti Tarfusser ci sono? Questa è la domanda che bisogna porsi oggi. La domanda che deve porsi anche il Guardasigilli, deve porsi la politica, deve porsi il CSM. Beh, per Non fortuna più abbiamo un Felice Manti, Edoardo Guardasigilli che è un Montello. ex magistrato. Eh, Almeno questo, abbiamo un Guardasigilli che è un ex magistrato una volta tanto. Quindi l'auspicio allora, è che venga fuori una riforma della giustizia fatta con criterio. anche lì, la riforma della giustizia non è una cosa che si fa in 5 minuti. E non è una riforma che si può fare sull'onda emozionale di un caso come questo. Attenzione, perché tante volte in questo paese abbiamo fatto delle riforme e delle leggi sull'onda emozionale di un fatto di cronaca. È stata la cosa peggiore. Le leggi devono essere universali, devono essere applicabili sempre, non figlie di un momento emergenziale. Ok? Quindi io mi auguro che la riforma della giustizia si faccia nel corso di questa legislatura, ammesso che qualcuno possa pensare che questa legislatura durerà 5 anni, visto le bordate, le polemiche a cui questa maggioranza, suo malgrado, è sottoposta. Sarebbe importante avere un percorso ragionato sulla riforma della giustizia, non una cosa frettolosa, fatta solo per fregiarsi della medaglia abbiamo fatto la riforma della giustizia. Sarebbe già la quarta, dopo la riforma Orlando, la riforma Bonafede, la riforma Cartabia, che tanti danni oggi ancora fa. Vedi il pasticcio della giustizia riparativa di cui ho parlato sul giornale qualche settimana fa. Poi chiudo ricordando un altro problema enorme di questo paese, che è la condizione carceraria. Ecco, che sembra apparentemente slegato dalla vicenda Non è Erba, assolutamente invece slegato. Allora, io oggi riporto la vicenda di un detenuto che ha chiesto il suicidio assistito, che non ce l'ha fatto a togliersi la vita da solo. Questa è una sconfitta per tutti. È una sconfitta per lo Stato che non è in grado, di curare una persona malata in carcere, e questo è pacifico. È una sconfitta per la giustizia che tiene in cella un soggetto come questa persona in attesa di giudizio da 1 anno, senza una gamba. Per quante colpe possa avere commesso questo signore accusato di essere vicino ad ambienti mafiosi, di avere a che fare con delle vicende legate allo sport, alle curve, eccetera, 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 per quanto questo soggetto possa avere una pericolosità sociale indiscutibile, non è possibile accanirsi su di lui e non è possibile spingere questo soggetto a chiedere il suicidio assistito, perché questa è una sconfitta per tutti noi. E io in questo pezzo che ho scritto oggi mi auguro che la politica rifletta su questo suo appello disperato
e che si ragioni realmente sullo stato delle condizioni carcerarie per evitare che in futuro altri detenuti possano seguire il suo esempio, perché se veramente i detenuti chiedessero il suicidio assistito, allo Stato sarebbe il perfetto cortocircuito di uno Stato che non è in grado di amministrare la giustizia, non è in grado, lo dimostrano questi fatti, non è in grado. E credo che non ci sia altro da aggiungere. Grazie Felice. Grazie a voi, a presto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Improvvisa svolta politica in Mediaset a partire dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. La nuova strategia è stata rapidamente decisa da Pier Silvio, a dimostrazione che essa era stata già a lungo preparata. Questa settimana, ad esempio, Bianca Berlinguer raddoppia su Rete 4 con un format quotidiano dal titolo Prima di domani. È arrivato dal Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, che il giorno del funerale di Berlusconi gli dedicò un video dove lo definiva come un delinquente. Adesso, sempre dal Fatto, sta arrivando Selvaggia Lucarelli e la prossima tessera sarà quella di Peter Gomez, fondatore del Fatto e vice direttore del giornale di Marco Travaglio, anche se Gomez dice che per ora si rimetterà a fare delle comparsate su Rete 4. E questo era Implacabile, il diritto e rovescio a cura di Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Lo mandiamo in onda a quest'ora. Stamattina non c'è stato, ahimè, il tempo per poterlo mandare in onda all'interno della rassegna stampa. Ci scusiamo ovviamente con voi e con il direttore Magnaschi, ma come vedete lo abbiamo recuperato. Orbene, le 19:12 sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato le parole di Felice Manti e naturalmente adesso ecco qua, Massimo scrive: Poletti su Rete 4 3 ore fa si è detto certo che il processo confermerà la condanna, perché non è possibile un altro esito. Qui sta cominciando una battaglia politica che schiera tutti i giustizialisti, poveri, Rosa e Olindo, firma Massimo, così scrive Massimo. Ma guarda Massimo, te l'ho detto, io l'ho detto in apertura di trasmissione, qui non si tratta di fare tifoserie a favore o contro, perché al di là ci sono in tanti i morti a cui dobbiamo del rispetto, c'è la famiglia Castagna a cui naturalmente è dovuto del rispetto, ci sono 2 persone che sono in galera da 17 anni e ci sono dei seri operatori del diritto, avvocati prima di tutto, penso all'avvocato Fabio Schembri, penso all'avvocatessa Bordeaux, che oggi avete ascoltato con Giulio Cainarca. Voglio dire, ci sono seri operatori del diritto che hanno chiaramente utilizzato i dispositivi del diritto che permettono questa revisione, quindi io non trovo niente di scandaloso, anzi questa è civiltà giuridica. E per finire ci sono dei giornalisti, tanto di cappello, cavolo, cominciando da Montolli finendo a Felice Manti, a Giulio Cainarca e compagnia bella, Nino Monteleone delle Iene e così via, che hanno fatto delle inchieste e hanno fatto il loro mestiere di giornalisti. Punto. Poi qui si tratta di valutare giuridicamente se queste prove reggono o non reggono. Ci sarà un processo. Ma cominciare già da mo', ma tanto vedrai che questo non è il clima giusto per cominciare una revisione processuale così, posto che il processo si farà a Brescia e non su Facebook o in televisione, perché grazie a Dio ancora i processi si fanno in tribunale. E hai ragione comunque nelle osservazioni che fai, Massimo, sono d'accordo con te. Allora, adesso per concludere il nostro speciale, chiudiamo con l'intervista che il 24 aprile dell'anno scorso Gianloreto Carbone ha rilasciato ha rilasciato al nostro Giulio Cainarca. Gianloreto Carbone è un ex inviato di Chi l'ha visto. Chi l'ha visto
aveva iniziato, diciamo, un percorso di narrazione o comunque di inchiesta che andava in senso diverso rispetto all'esito che poi c'è stato del processo di Rosa e Olindo, e tutto a un tratto le cose si sono fermate. Finiamo con le ultime due zappe. Un'eventuale auspicabile assoluzione andrà di nuovo in Cassazione. La Cassazione smentirà se stessa? Massimo, lo vedremo, lo vedremo. Bene, noi abbiamo finito. Adesso l'intervista di Giulio Cainarca, Gianloreto Carbone, ex inviato di Chi l'ha visto, poi il Qui Parlamento con Davide Bergamini, Question Time col ministro Lollobrigida. Se ci sarà tempo, la canzone finale, Mario Merola, carcerato del 1981. Appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.